Questo progetto nasce realmente circa 1 anno e mezzo fa, dopo lunghe ricerche per trovare il posto adeguato e l'attrezzatura adeguata soprattutto. La passione c'è sempre stata, fin da quando sono piccolo, che restauro vespe con mio padre, in garage, insomma così. I miei genitori vengono comunque dal restauro di mobili. E poi mano a mano, col passare degli anni, si è sviluppata questa passione anche per le auto e le moto d'epoca. Allora, le auto qua arrivano in condizioni pietose, di solito sono recuperate da vecchie fattorie o vengono recuperate in mezzo ai campi, in qualsiasi parte del mondo, perché la maggior parte al momento sono auto inglesi e che vengono appunto recuperate nelle campagne inglesi, con la ruggine che avanza, con i segni del tempo che avanzano, insomma, d'altronde hanno più di 40 anni la maggior parte, anche 50. E noi cosa facciamo? Le recuperiamo, sì, ci vengono portate, le smontiamo in ogni loro singola parte e valutiamo il tipo di lavoro che c'è da eseguire. Noi in questo posto ci occupiamo principalmente di carrozzeria, poi collaboriamo anche con un meccanico specializzato in auto inglesi in questo caso e con un tappezziere molto, molto bravo per il rifacimento degli interni. Allora, il restauro dipende anche dalle esigenze del cliente. C'è chi preferisce una semplice rinfrescata e mantenerla più conservata possibile, insomma dipende anche dal modello dell'auto e dal valore dell'auto, che possono avere più valore a volte anche solo conservate, mantenendo i segni del tempo, chiaramente se non sono esagerati come buchi di ruggine che ne compromettono la stabilità chiaramente. E poi c'è chi preferisce un restauro perfetto, completo, oltre il livello dell'uscita di fabbrica dell'epoca, e lì ci vogliono parecchi mesi, dipende insomma sempre dal tipo di lavoro che viene fatto. Il nostro pezzo forte che ci sta più a cuore in questa azienda è questa piccola macchinina qui, che è una 500 spiaggina replica Ghia. Questa viene presa una scocca di una 500 d'epoca, viene tagliata e allo stesso tempo viene rinforzata con dei tubi, per evitare problemi strutturali, poiché viene tolta una delle parti principali della stabilità della struttura di questa macchina. Il nostro obiettivo che stiamo cercando di raggiungere in questo momento è riuscire ad acquistare delle auto d'epoca in condizioni da restaurare, per poi restaurarle in ogni loro minimo dettaglio, dalla carrozzeria al motore, alla meccanica, agli interni, per poi rivenderle per esempio alla Fiera di Padova, che è la più famosa nella zona e che appunto in questo periodo, in questi ultimi anni, il restauro dell'auto d'epoca ha avuto un boom incredibile. Infatti questa per esempio è un nostro progetto che stiamo facendo noi con i nostri investimenti, come un'altra macchina, e quindi ci stiamo arrivando piano piano.